Bella a tutti raga, qui Miro ed eccoci qua in questo nuovo video, nel video in cui rispondo ai commenti del post partita di Parma-Cagliari, i vostri commenti. Scusate se mi sono messo a ridere, ma questa è la terza volta che provo a registrare questo video. Per un motivo o per un altro vengo interrotto, arriva qualcuno, suona qualcuno, arrivano i tecnici, non arrivano i tecnici. E da che lo dovevo registrare ieri sera e non ci ho avuto tempo, lo sto registrando oggi alle 11:40. L'avevo già registrato altre 3 volte stamattina, però dettagli. Allora, dato che l'ho già registrato 3 volte, cercherò di andare spedito. Tullio Monni scrive: Siamo una squadra orribile, sarà così per tutto il campionato. Io eviterei di fare queste catastrofi, queste depressioni solo per una partita che non è andata come doveva andare. Può capitare nell'arco di una stagione, ci può stare assolutamente. Sono dispiaciuto anch'io che non abbiamo vinto, ma non significa che è una squadra orribile, non significa ovviamente che sarà così per tutto il campionato. La squadra ha bisogno comunque di sostegno, quindi evitiamo di fare ste depressioni, ste catastrofi così. Ha poco senso e soprattutto non è utile alla squadra. Cioè, se possiamo dargli supporto, diamoglielo, non usciamocene con queste cose. Poi sono d'accordo con quello che dice Bruciteddu, non per quanto riguarda Rog migliore in campo, perché sinceramente, ripeto, faccio fatica a trovare un migliore in campo contro il Parma. Sono d'accordissimo sul giocato male e ancora più d'accordo sul adesso testa all'Udinese, perché comunque l'Udinese sembrava una squadra in crisi, però ovviamente negli ultimi tempi si sta riprendendo proprio quando deve giocare contro di noi, mi pare giusto. Quindi assolutamente cerchiamo di fare punti almeno contro l'Udinese, anche perché dopo abbiamo Roma e Napoli, quindi è tosta, è leggermente tosta, quindi cerchiamo di fare punti contro l'Udinese. Poi c'è un commento di Samuele, meglio la prima parte del commento di Samuele che faccio fatica a comprendere, che scrive: Caro Miro, questi sono i risultati dovuti alla grande soddisfazione del dopo Inter. Devo sinceramente capire dov'è la soddisfazione nel perdere 3-1 contro l'Inter. Per carità, hai comunque tenuto il vantaggio per 60 se non 70 e rotti minuti, però non la posso ritenere una soddisfazione. Dice anche che qui dobbiamo pretendere di più. Sul fatto di pretendere non mi vedi tantissimo d'accordo, perché comunque non saprei cosa pretendere. Io chiedo semplicemente che la squadra dia l'anima a ogni partita. Può capitare che non succeda, però non mi sento di pretendere di più. Dice anche di essere più esigenti e critici. Vabbè, io critico lo sono sempre stato, quindi. Però continua dicendo altrimenti si rischia un'altra stagione anonima e non la si può sopportare. Su questo mi trovi assolutamente d'accordo perché credo che comunque l'obiettivo del Cagliari rimanga la zona europea, quindi una stagione nella classifica in un posizionamento che va dal 10° al 15° penso sia comunque un fallimento stagionale. Poi che Joao non lo si può sostituire mai, effettivamente io l'avrei sostituito contro il Parma perché non, non ha fatto benissimo. Però dopo l'uscita di Sottil bisognava tenere comunque un qualcuno, oltre a Nandez, che ti permettesse di creare contropiede. Quindi forse è per quello che Di Francesco ha tenuto Joao. Poi Argo scrive: A me non è sembrata così brutta. Io credo che a livello di bellezza la partita sia stata oggettivamente orribile, veramente brutta. Poi dice sulla destra ho visto trame di gioco interessanti. Grazie al cazzo, cioè se Zappa e Nandez non fanno trame di gioco interessanti c'è un problema, c'è un problema molto grave. E poi dice in difesa siamo stati attenti, è mancato lo spunto davanti ma non lo chiamerei passo falso. Sinceramente dire che in difesa siamo stati attenti mi risulta strano perché comunque eh, Caramo e Gervini hanno buggerato molte volte la nostra difesa. Ovviamente quello era il loro scopo. E il problema è che ci sono riusciti, dovevamo essere bravi noi a impedirglielo.
Poi c'è quella cosa di Clavan che ancora non digerisco. Lui era libero, nessuno gli ha chiamato l'uomo, stava sulla linea di fondo, poteva tranquillamente gestire il pallone. Lui invece ha preso e l'ha buttato in calcio d'angolo. Ancora devo capire il motivo. Quindi non direi che siamo stati proprio attenti in difesa. Effettivamente, ed è palese che sia mancato lo spunto davanti. Tu non lo chiameresti passo falso, io più che passo falso magari lo chiamerei occasione mancata, perché tu secondo me avevi le possibilità per vincerla, per portarti 3 punti a casa, però così non è stato. Ed è quello che a me sinceramente dà un po' fastidio, perché comunque ritengo che il Cagliari a livello di singoli sia superiore al Parma, quindi mi brucia un po'. Tu accetti volentieri il punto, io sinceramente avrei accettato più volentieri 3 punti rispetto a un punto. Questo punto a me sa di sconfitta più che di pareggio. Poi a Io Rosso Blu dice senza Rog a centrocampo guai. Effettivamente Rog è un pilastro importante del centrocampo del Cagliari, però rischia forse troppe volte di essere l'ago della bilancia in senso negativo, perché io amo alla follia i giocatori che hanno dinamismo e cattiveria agonistica, che Rog nonostante non abbia un fisico chissà che riesce a tenere testa a tutti, però molte volte si è trovato in situazioni borderline in cui rischiava di essere espulso. Magari migliorerei più su quello e sul concentrarsi nei momenti della partita in cui mettere tutta quella cattiveria agonistica. Però vabbè, ci sta assolutamente. Poi dice Nandez 20 milioni, per molto meno ne abbiamo anche in Serie B superiori a sto bidone gonfiato. Sinceramente parlando, se ci fosse un giocatore con le caratteristiche simili a Nandez in tutto e per tutto in Serie B a molto meno, credo che il Cagliari l'avesse già preso. A rigor di logica, eh. Poi, anche se fosse puntualizzare il fatto che Nandez è stato speso 20 milioni, ritengo abbia poco senso, perché comunque immaginando che non starà a Cagliari più di tanto, perché è un buonissimo giocatore e riceverà sicuramente delle offerte, tu come minimo ci fai il doppio di quello che hai speso, come minimo. Quindi io non, non sarei, non riderei sul fatto che Nandez è stato pagato 20 milioni, perché penso che le sue qualità le abbia ampiamente dimostrate, quindi non capisco questa derisione nei confronti di Nandez, sinceramente. Poi Luca dice, purtroppo, come ripeto per l'ennesima volta, manca la mentalità. Questa penso sia un'inesattezza proprio allucinante, perché se c'è una cosa che ha dimostrato il Cagliari in queste partite è proprio la mentalità. Una cosa che mancava al Cagliari da anni. Poi scrive, abbiamo una rosa ampiamente superiore a Parma, Bologna, Spezia e Verona, eccetera, eccetera. Sui singoli penso di sì. Forse abbiamo un qualcosina di meno a centrocampo perché manca Nainggolan. Però con Nainggolan penso che siamo superiori a tutte queste squadre a livello di singoli. E con questi avversari che devi fare punti per poi avere la spregiudicatezza di affrontare le più forti. Qui assolutamente mi trovi totalmente d'accordo, perché è stato bello sognare di prendere i 3 punti contro l'Inter, assolutamente, ma non significa che li devi fare per necessariamente. Tu i punti li devi fare con queste squadre, poi se arrivano anche contro le big, tanto di guadagnato, però comunque tu devi fare punti contro Spezia, contro il Bologna, contro il Parma, sono queste le squadre con cui devi fare punti, quindi su questo passo Luca mi trovi totalmente d'accordo. Poi un delitto non giocarsi la carta Pavoletti l'ultimo quarto d'ora. Era palese che Pavoletti non sarebbe entrato, mm, nel senso che se tu parti con Cerri dal primo minuto e all'inizio del secondo tempo tu fai entrare Simeone, significa che Pavoletti automaticamente non sarebbe entrato, perché fare entrare per la terza volta un'altra prima punta avrebbe avuto veramente molto poco senso, calcolando che tu prima hai tolto Cerri per mettere Simeone, quindi hai voluto comunque cambiare la formazione dell'attacco, passare da un giocatore che tecnicamente servirebbe a fare sponde, a cercare di far risalire la squadra, ad essere presente sui calci piazzati e nel gioco aereo, a un giocatore molto più dinamico che ti può giocare tra le linee, può giocare sul filo del fuorigioco
e può essere fatale anche per un contropiede volendo. Quindi il fatto che sia entrato Simeone penso abbia escluso a priori il fatto che Pavoletti poteva entrare. Poi l'Eccelso, cui mando un bacetto, mi scrive: questo è un Parma con cui devi fare 6 punti tra andata e ritorno, e qui mi trovi assolutamente d'accordo. Niente scuse, ma l'atteggiamento dell'allenatore è sbagliato a prescindere. Se la vuoi vincere, puoi togliere Sottil? Questa è una domanda su cui ci sono innumerevoli punti di vista. Io sinceramente avrei tolto Sottil soltanto se avessi avuto un ass a disposizione, perché sostanzialmente lì togli un giocatore per un altro, ma le caratteristiche rimangono invariate. Mm. C'è anche da dire forse che Sottil era magari troppo stanco, l'ho visto anche parecchio nervoso, Riccardo, anche perché ha ricevuto certe ginocchiate da Jacoponi sull'osso sacro, belle importanti, quindi... Però vabbè, effettivamente la sostituzione di Sottil non l'ho capita benissimo, però la accetto, diciamo. Poi fa ridere l'accanirsi su Cherry, come hai detto tu, che senso ha servirlo sulla corsa? Infatti non capisco perché molte volte abbiano cercato di servire Cherry sulla corsa, perché è un qualcosa che faccio seriamente fatica a comprendere. L'accanirsi su Cherry ha veramente poco senso, perché lì vuoi trovare un capro espiatorio che non esiste, perché Cherry, parliamoci chiaro, stiamo parlando di un attaccante che ha 24 anni ed è palese come sia un giocatore che in Serie A non può fare più di quello che sta facendo, e penso sia palese. Nelle ultime partite ha comunque giocato bene per il Cherry che noi siamo stati abituati a vedere, quindi prendiamo atto di questo. Ha fatto una prestazione che sicuramente è al di sotto della sufficienza, però non mi pare il caso di rendere Cherry il capro espiatorio di Parma Cagliari, ha veramente poco senso. Poi Samuel fa un commento bello lungo, bello bello lungo, che scrive: se posso dire la mia, oggi la partita era molto delicata, il Parma è esperto in ripartenze maledette e contava non lasciare il baricentro troppo alto per non farsi trovare scoperti, ma è qui che è stato commesso un errore tattico. Il giorno della partita era necessario rinforzare il centrocampo, magari con un 4-4-1-1, a centrocampo stretto senza Sottil, ma con Rog dentro insieme ad Oliva e Marin, quest'ultimo leggermente avanzato. Ciò avrebbe permesso a Simeone, ancora fuori condizione comunque, Joao di triangolare nello stretto e rimanere più corti, lasciando a Nandez la possibilità di giocare box to box in caso di azione veloce. Evidentemente Di Fra ha visto che molti sono cotti, ma il tema tattico della partita andava rivisto dall'inizio. Bene Rog e Valu, benino Nandez e Ligo, male Simeone e Joao Pedro, male di Francesco. Deve fidarsi di più dei suoi e variare in termini tattici come si deve. Nota a margine, oggi sarebbe servito un ninja e mezzo, sarebbe servito tanto tanto. Comunque un punto di più non abbiamo sicuramente meritato. Come avete visto, un commento veramente bello lungo, ricco di sostanza. Cercherò di rispondere nella maniera migliore possibile. Allora, per quanto riguarda rinforzare il centrocampo, avrebbe avuto senso, magari non un 4-4-1-1, perché il centrocampo a 4 a me non mi fa impazzire. Preferisco il centrocampo con un regista a due mezzali, quindi un centrocampo a 3. Però capisco il senso che poteva avere, soprattutto contando che comunque tu hai schierato in difesa un difensore come Valukiewicz che appena ne ha la possibilità avanza, e un altro come Cavan che sostanzialmente il posizionamento in difesa non lo azzecca mai. Calcolando tutte queste cose fai 2 più 2 e capisci che se la squadra che affronti c'ha Gervinho e Caramò, c'è proprio scritto contropiede, proprio scritto contropiede. Quindi sarebbe stato logico magari cercare di rinforzare e di mettere più carne sul fuoco per quanto riguarda il centrocampo, per cercare di stoppare fin dal principio un tentativo di contropiede da parte del Parma. Intanto ho sputato l'anima, però vabbè.
Poi sul centrocampo stretto senza Sottil, a me col 4-4-1-1 mi viene difficile pensarlo, perché comunque tu poi sugli esterni devi mettere, sui due esterni devi mettere comunque un giocatore che abbia delle potenzialità offensive. Quindi secondo me Sottil nel 4-4-1-1 ci sarebbe potuto stare. Rog insieme ad Oliva e Marin, comunque manca qualcun altro a centrocampo, tu chi ci metti? Eh, Poi chi metti a fare l'esterno? Marin o Rog? Perché Oliva proprio l'esterno no. Non lo so, non mi convince più di tanto. Sicuramente avrebbe permesso a Simeone e Joao, Simeone se fosse partito dal primo minuto, di triangolare nello stretto e di cercare delle occasioni giocando magari tra le linee avversarie sul filo del fuorigioco, o cercare anche di giocare, di creare la giocata sull'esterno con Nandez. E in quel caso Nandez fare anche box to box per fare entrambe le fasi, perché comunque riesce entrambe le fasi, nel senso box to box in attacco e box to box a rientrare per cercare di coprire e di dare presenza in difesa. Però evidentemente Fra non l'ha interpretata così, ripeto, secondo me ha sbagliato a livello tattico, forse è la prima vera e propria partita che ha sbagliato a livello tattico. Faccio fatica a dire chi ha giocato bene e chi ha giocato male, perché secondo me tutti non hanno giocato bene. Nota a margine, oggi sarebbe servito un ninja là in mezzo. Quanto mi trovi d'accordo qui? Quanto mi trovi d'accordo? Effettivamente ho sempre detto che al Cagliari di Francesco mancava palesemente un regista, perché tra centrocampo e attacco non c'era nessuno che poteva fare da collante. Il ninja sarebbe perfetto, sarebbe più un regista mobile che un regista fisso, perché deve avanzare il ninja, deve assolutamente avanzare. Però avrebbe fatto secondo me la differenza. E condivido il fatto che dice un punto che... Scusate il salto, ma qui esplodono cose. Niente, nel suo video prima o poi deve andare a puttane. Di più non abbiamo meritato. Scusate il salto, ma mi ha fatto via il corpo. Mortacci loro. Armin Lake dice: prima di oggi ho pensato che con Parma e Udinese avremmo fatto almeno 4 punti. Tutto sommato penso che possa accadere, però non capisco perché Di Francesco non veda certi giocatori. Pereiro, se non gioca neanche la prossima con un Joao così stanco, significa che è fuori rosa. Lo stesso Cepitelli, che si allena da 2 settimane, di Difra dice che non ha abbastanza allenamenti. Non so, adesso nel 2021, sperando non ci siano nuovi casi di Covid, dovremmo fare una squadra rotata in forma. Su questo mi trovi assolutamente d'accordo. Pereiro comunque non è fuori rosa, perché un paio di volte è stato convocato. Joao magari forse è un po' affaticato, quindi un po' di turnover penso che non gli farebbe male. Però non credo che Di Francesco non veda certi giocatori. Cioè, forse sì, perché tipo Pinna io a destra ogni tanto l'avrei provato, magari per fare rifiato a Zappa. Però, vabbè. Vediamo se ci sono altri commenti importanti. 0 occasioni da gol in 90 minuti contro il Parma, non aggiungo altro. Effettivamente è, è un po' grave la situazione. E poi chiudiamo in bellezza con un commento anatomico calcistico, molto filosofico secondo me. Dico, Giannis lo riterrebbe molto filosofico. Gemilotto scrive: durante la partita, per passare il tempo, perché effettivamente è stata una partita noiosissima, ho cercato di immaginare a cosa somigliassero i capelli di Caramo e ho notato una certa somiglianza con il membro maschile. Cosa? Volevate una revisione della partita? Beh, fallica come i capelli di Caramo. Io direi di concludere così. Benissimo. Sto video è stato impossibile da fare praticamente. Io vi ringrazio perché siamo arrivati a 19 minuti di video. Fatemi sapere voi qua sotto cosa ne pensate dei concetti che ho espresso io. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!